Eder. Mac Pallister. Tatiana Tramacere, 27 anni, è viva. La ragazza, scomparsa da Nardò dal 24 novembre, è stata trovata dai carabinieri in una mansarda della città salentina. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, era stata sequestrata e tenuta nascosta in uno stanzino sotto il tetto, al termine di giorni di ricerche in cui si erano alternate ipotesi di allontanamento volontario, paura crescente e, nelle ultime ore, anche la falsa notizia del ritrovamento di un cadavere nelle campagne. Quella voce, circolata con insistenza e rilanciata da alcuni canali, è stata smentita con forza dall'avvocato della famiglia, Tommaso Valente, e dal colonnello dei carabinieri Andrea Siazzu, che avevano invitato tutti alla prudenza. Nel frattempo, la procura di Lecce aveva già aperto un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio, mettendo al centro delle verifiche l'amico trentenne Dragos Ioan Gheormescu, l'ultimo ad aver visto Tatiana la sera della scomparsa e protagonista anche di un intervento televisivo a Chi l'ha visto. Nelle ultime ore, Dragos è stato portato in caserma per un lungo interrogatorio, mentre gli uomini della scientifica perquisivano la sua abitazione. Il suo telefono è stato sequestrato, così come sono stati analizzati i tabulati, le celle telefoniche e i percorsi possibili tra il centro di Nardò, il parco Raho e le zone periferiche. Sotto la pressione degli accertamenti e delle contestazioni, l'uomo avrebbe indicato il luogo in cui si trovava la 27enne. Da lì il blitz dei carabinieri, l'accesso nella mansarda e la scoperta che Tatiana era viva. Per la famiglia è la fine di un incubo durato giorni, segnato dal silenzio del telefono, dagli appelli in TV, dalle ricerche coordinate dalla prefettura tra Nardò, le Marine e il resto del Salento. Ora la priorità è proteggere la giovane e ricostruire nel dettaglio che cosa sia accaduto dal momento della scomparsa al ritrovamento in mansarda, chi l'abbia materialmente tenuta prigioniera, con quali modalità e se ci siano state complicità. Sul fronte giudiziario la posizione di Dragos Ioan Gheormescu è destinata a cambiare ancora, con l'ipotesi di sequestro di persona che entra con forza nello scenario delle indagini, mentre gli inquirenti cercano di trasformare la svolta di queste ore in un quadro probatorio solido, capace di reggere in aula. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.